Allora signori, iniziamo con un riassuntino che da qualche giorno che non mi vedete. Va male, tutto malissimo, moriremo presto. Ora che il riassuntino è finito possiamo continuare. Ragazzi, disastro, disastro. Pergamon ci ha attaccato. Iniziamo con questa bruttissima schermata dove i possedimenti in Tessalonica, anzi, non in Tessalonica, ma nella parte più ad est dei possedimenti greci, sono ormai sotto attacco. La nostra legione, l'unica che è presente nella zona, è sotto attacco da questa mega flotta. E ragazzi, non è detto che ne usciremo vivi. Vediamo un attimo come andrà questa cosa. Io spero solo... ma ragazzi, cioè, guardate qua. Vabbè, noi ci proviamo, vediamo come sempre, vediamo se... qua non ci dà nessuna possibilità di vittoria. Come sempre, se sarà un bel game ve lo mostro, altrimenti vado a piangere in un angolo. Maltornati e forza e coraggio che mi sa che a questo giro soffriremo parecchio. Roma, ricordiamo che è in guerra a nord, a sud e adesso anche ad est. E l'ovest è il nostro, per dire. Quindi non siamo messi benissimo. Però questo è. Abbiamo voluto sfidare le sorti e mo sono cavoli nostri. Ok, allora, la cittadina è piccolissima. Qui abbiamo tutta la flotta che sbarcherà in questa zona, va bene. E chissà dove sono i nostri nemici, da dove arriveranno. Vabbè, non c'è molto da fare. Adesso vado a piazzare le truppe e ci vediamo fra qualche istante per voi. 1 hour later. Allora, signori, non è che ci sia moltissimo da fare, La formazione fondamentalmente è quella di riuscire a coprire i quattro lati e tappare un po' i buchi. L'unica cosa che ho potuto fare è mettere giù delle trappole. Qui ne ho messe parecchie. Adesso ne vedete solo il rallentamento delle pietre appuntite, ma in realtà ce ne sono, qua ce ne sono veramente tante di trappole. Quella è per la fanteria. Qui ho messo un blocco per evitare un aggiramento o se arrivano da un lato i rinforzi, evitare che confluiscano in questa zona. Qui ho messo gli spuntoni contro la cavalleria. Qui non ho messo... no, ho messo altri spuntoni contro la cavalleria, sì. E qua ho messo un blocco di palizzate in modo tale... oddio, un blocco di palizzate. Un blocco per la fanteria in modo tale che se arrivano da questo lato, anche se in realtà dubito, però potrebbero arrivare, vengono comunque convogliati. Abbiamo il tempo di schierarci, ecco, e vengono comunque convogliati in questa zona. Ragazzi, potrebbe essere anche una trappola per noi. Io purtroppo non abbiamo neanche troppa cavalleria. Abbiamo solo queste due unità per poter affrontare tutte queste unità da tiro. Vedremo se riusciamo a mandare in fuga un po' di unità da tiro di questi, potremmo farcela. Però ragazzi, è un'impresa veramente disperata. Vediamo, renderemo cara la pelle. Intanto portiamoci nel boschettino e aspettiamo la nave che affondi. A questo punto si stanno avvicinando, andiamo a vedere dove. Eccoli qua. Ok, allora arriveranno tutti da questo lato. Allora posso dargli il benvenuto. La cavalleria qua in mezzo alle balle forse non è... vabbè, niente, ce la teniamo qua comunque. Non lo so, ragazzi. No, portiamola via dal tiro, perché sennò ci fanno le chiappette con il tiro. Allora, dovremmo posizionarci in questa zona e abbandonare questa qua. Va bene. Dobbiamo farlo anche piuttosto in fretta. Andiamo a posizionare gli arcieri. Sto perdendo terreno, manco è iniziata. Portiamo i nostri uomini in questa direzione. So già che ovviamente sarà un massacro totale. Ah, ok. Però ragazzi, non si può fare altrimenti. Anche questi li portiamo in questa zona. Li mettiamo come riserve per tappare i buchi. Li mettiamo qua. Il generale, mi sarebbe piaciuto farlo uscire con la cavalleria, ma non ha alcun senso. Ecco che arriva la prima cavalleria. Tra l'altro non ho neanche le difese contro la cavalleria. Vabbè. Dai, togliamo la testuggine, così li aspettiamo con il tiro.
È un bel problema. È un bel problema. Ci spostiamo anche con questi. Con questi rimaniamo qua perché non mi fido. E poi casomai li utilizzeremo come rinforzi. Loro hanno solo 1, 2, 3 cavallerie solo. Vabbè. Dai, vi aspettiamo ragazzuoli. Ok, bene, abbiamo già fatto parecchio danno. Ok, perfetto. Va bene, dai. Diciamo che qualcosina impatto c'è ovviamente. Non hanno usato la formazione a cuneo, quindi io ho paura di questi. Spostiamo leggermente indietro, sperando che non arrivino in questa direzione. Non c'è molto che possiamo fare, ragazzi. Ok, arrivano in questa direzione. Porca miseria. Allora sganciamo 2 di loro e le portiamo qua. Dai, 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 forza ragazzi. Questi li portiamo dentro. Inutile fargli fare adesso un assedio da questa, cioè un combattimento da questa parte. Ragazzi. Ragazzi, siamo messi male. Tutti da questo lato. Aiuto. Non sto neanche più guardando il lato destro. Ok. Scontro. Ovviamente gli arcieri ci tirano addosso. Però queste unità di arcieri le possiamo andare a prendere, dai. Almeno queste. Cerchiamo di opporre più resistenza possibile, ma la vedo veramente dura. Qua iniziano a tirare, ma adesso stiamo arrivando anche noi. Ok. Ci mettiamo qua. Questi arretriamo. È un bel macello, ragazzi. È un bel macello. Vediamo se riesco leggermente a portarli avanti. Ok. Vai, sparate le frecce. Non ne avete? Sì, dai che ce le avete, Pilum. Dai ragazzi, forza, forza. Dai ragazzi, forza, forza. Ok, un po' di schermaglia, ma non gli facciamo niente. E loro invece il danno ce lo fanno e come. Dai, dai. Mamma mia, niente mi hanno fatto. Ok. Ok, questi li chiudiamo in formazione. E anche questi. E tentiamo la resistenza a oltranza. Qui come va la situazione? Direi abbastanza male. Oh, la mia cavalleria. Perché non è partita? Ma dai. Porca miseriaccia. Questi mi tirano addosso. Andiamo un po' in retro. Qua è un massacro, ragazzi. Qua è un massacro. Ok, difendiamoci. Qua come siamo messi? Con il tiro è finito tutto praticamente. Va bene. Cioè va bene niente, va bene. Però diciamo che va bene. Qua rimangono. Ok. Dai ragazzi. Dai, dai ragazzi. Forza. Portiamo. Per ora non tirano sul mio generale. Incredibile. Qua ci andiamo a coprire con la testuggine. Diamo un upgrade. Ecco, infatti me l'ha dato a quelle sbagliate. Diamo un raduna a questo punto. Aumentiamo un po' la resistenza. Ma veramente piovono polpette. Però ecco, questi qua siamo riusciti a agganciarli. Dai, almeno questi. Andiamo a prendere questi adesso, che rompono veramente le scatole. Perché comunque a livello dei marinai non è che sono forte. È l'altro esercito il problema. È questo blocco qua che già vedo che sta cedendo. No, dai, ancora verdi sono. Dai, buttiamo dentro loro a questo punto. E basta. Tanto se devono stare qui a prendere le frecce, cioè non... Buttiamoli tutti dentro e basta. Bene.
Bene, bene. Guardate cosa cavolo... Cosa hanno fatto qua? Che si sono messi in un'unica linea. Perché? Rompermi le scatole con la cavalleria e basta. Dai, questi lampeggiano. Buona. Andiamone via subito. Andiamocene via. E adesso andiamo a disturbare questi. Almeno ci proviamo, ragazzi. Cosa dobbiamo fare? Ok, andiamo a prendere questi. Formazione c'è questa cavalleria. Ok, nessuna. Wow, rossi. Va bene. Allora, io direi a questo punto, anche qua, buttiamoli tutti dentro. E chi si è visto, si è visto. Allora, togliamo questi per ora. Ok. Adesso tutti, praticamente. Andiamo avanti. Sì, forse mi conviene tenerli fuori, ma vabbè, ormai è andata. Ok, continuiamo a fare danno. Dai ragazzi, però, forza, bene. Bene, ok, passiamo a quella successiva. Così ci allontaniamo da questi che mi preoccupano assai. Ok, questi resistono a informazione. Li mettiamo un po' più così, dai. Ok. Dai, però stiamo resistendo, Effettivamente Roma è abbastanza grossa. Diciamo che per ora. E poi anche questi da spostare, ricordiamolo. Cavalleria. Dai ragazzi, però, della cavalleria. Andiamo di qua, dai. Allontaniamoci perché questi non mi piacciono per niente. Carichiamo questi qua e dopo ci pensiamo. Ok, bene, gialli, ottimo. Ok, loro si stanno spostando. Questi si stanno preparando a tirare? No, no, ok. Ok, va bene. Tanto adesso vi recupero. Bene, andiamo. Dai ragazzi, forza. Forza, forza. E mi tirano. Guarda che infami questi che mi tirano. Adesso li andiamo a prendere. Ok, altro danno a questi. Ok, torniamo qua. E andiamo a prenderci questi qua dal dietro, che mi stanno veramente innervosendo. Ok, il tiro sembra essere finito. Bene. Ora tocca a noi. Ora tocca... c'è ancora gente che tira qua, incredibile, oh. Questi scappano. Ma li andiamo a prendere. Ah, qui c'è il generale, Qui c'è il generale. Ok, questi si sono liberati. Potrei portarli in questa zona. Facciamolo. Questi presi alle spalle ancora dalle frecce. Porca miseria. Ah, potrei provare uno shock su questi, che sono gialli. Però voglio prima togliermi questi arcieri qua, perché sono veramente fastidiosi. Se riesco, perché... No, mi stanno tirando al generale. No, 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 no. Via, 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 via. Stanno tirando al generale, allontaniamo il generale. Questi non sono marinai, questi sono arcieri, mi sa, veri e propri, perché... qualcuno ci sta lasciando. Andiamo avanti. Ragazzi, facciamo un altro strato di fila. Entriamo dentro. Ok, cavalleria qui è fatta. Andiamo a combattere di qua.
Ok, dai che ci andiamo a prendere questi arcieri. Hanno finito le munizioni finalmente. Qua ovviamente i legionari soffrono, ma d'altronde vabbè, le picche però potrebbero darmi una mano, effettivamente, sostanziale. Ok. Adesso che gli arcieri sono finiti, riportiamo il generale in questa zona e cerchiamo di dare un po' di brio. Lasciamo fare la cavalleria al suo corso. Ah, questo è un potenziatore di morale. Ok, allora lo portiamo di qua. Facciamo il cambio. Qui lasciamo il nostro generale, bene. Usiamo il boost per il morale finché ce n'è. Dai, 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 forza. È un po' di potenziamento e ce ne torniamo un po' più indietro. Ok, cavalleria qua, finito il giro. Allora, portiamola di qua perché qua secondo me c'è la possibilità di sfondare. C'è la possibilità di sfondare. E qui c'è il generale, vedo. Quindi che ha già perso 25 uomini su 105, che non è poco. Andiamo avanti. Queste hanno finito le munizioni. No. E allora tirate. Sì, hanno finito le munizioni. Ok. Porca miseria, peccato. Vabbè, cerchiamo di resistere il più possibile. Ecco la cavalleria che sta arrivando. La posizioniamo qua e la facciamo caricare a Cuneo. Qua aumentiamo la pressione. Ok. Esausta. Aspettiamo qualche attimo che almeno non sia più esausta. Ok, qui iniziano a sbriciolarsi. Bene. Aspettiamo un attimino, ragazzi, perché è esausta. Molto stanca. Facciamola diventare almeno ok, no, però va bene. Adesso è il momento buono, allora. Che stanno collassando tutti. Sono spaventati a vedere la cavalleria da dietro. Dai, 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 dai. Dai, dai, che questo fronte è andato. Dai che va il generale. Dai, ragazzi, tutti sul generale. Forza. Dai, ragazzi. Dai, dai, dai. Forza, forza. Dovete massacrare il generale. Ah, questa qui è la legione. Ecco perché dava il boost al morale. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Dai che non ci prenderanno questa cittadina. Dai, ragazzi, forza. Fate fuori sti maledetti. Cavoli. Ok, perfetto, collassato. Andate a prenderli. Allora, voi, allora che vi siete sbloccati, facciamo un'altra bella cosa. Con voi facciamo un'altra bella cosa. Peccato non aver ucciso il generale nemico. Vediamo se la cavalleria ce la fa, ma è esausta. Tutti, tutti, tutti. Cavalleria deve riposarsi. Ok, abbiamo liberato un fronte, ottimo. Vediamo se resistono gli altri. Buttiamo dentro anche loro. Così. Facciamoli combattere. Ok. Qui è finita. Portiamoli qua. Ok, facciamoli uscire da questo lato. Ragazzi, resistete.
Allora, qua ci sono delle trappole, ma dovrebbero essere già state tutte ampiamente sbloccate. Quindi non dovrei autocolpirmi, spero. Ah, qua però... Qua però c'è una deriva pericolosa. Portiamoli qua. Dai, dai, forza ragazzi. Cavalleria esausta, devo farla riposare per forza. Questi li portiamo qua come tappabuchi. Senza fiato. Vabbè. Ok, allora, questa parte qua lasciatemela, libera per la cavalleria. Allora, spadaccini in prima linea. Pronti, pronti. Cavalleria molto stanca, aspettiamo ancora un attimo. Ok, dai. Aumenta la pressione su di loro. Ok. Richiamo su questi, ma no. Niente di che. Ok, qua un po' la pressione inizia a farsi sentire. Andiamo a caricarli questi qua. Ok, guardate, guardate, guardate l'effetto della cavalleria. Poi non so se farà effettivamente effetto, però un po' di shock potrebbe farlo. Ok, una è andata. Ottimo. Qualcuno si sta ritirando. Ok, torniamo indietro. Ok. Ok, voi se state in formazione meglio. Ok, guardate che stanno iniziando a... vabbè, poca roba. Vabbè, però dai, qualcosina, qualcosina. Inizia a muoversi un po' di schieramenti, Torniamo indietro con la cavalleria. Bene, intanto le unità stanno facendo un po' il loro lavoro. Stanno aumentando di esperienza, dai. Tutti contro questa, perché sono... poi non c'è neanche la guida del generale. Carichiamoli questi. Ancora. Ci siamo un po' scontrati. Non lo so ragazzi, non lo so. Non lo so. Non lo so perché stiamo cedendo. Stiamo cedendo. Sono molto resistenti. Non lo so ragazzi. Non lo so come potrebbe andare. Sono molto resistenti loro. Continuiamo a caricare. Questi li vedo messi male. Andiamo a rompere le scatole a questi. Avanziamo. Ok, dai, qualcosina siamo riusciti a penetrare un po' di più con la cavalleria. E infatti, vedete che vanno... dai, dai, che sono instabili. Dai, 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 forza, forza. Bene, questi sono andati. Ottimo, torniamo indietro. Bene. Ho avuto l'intuizione giusta a spostare la fanteria su questo lato. Dai, dai. Molto difficile qua ragazzi, perché qua si stanno rompendo gli argini. Però esausta, esausta. Aspettiamo un attimino. Ok, anche loro stanno iniziando a rompersi.
Bene. Anche noi però. Dai, fate pressione su questi. Ok. Molto stanca, molto stanca. Va bene, ce lo facciamo andare bene. Carichiamo. Ok, qualcosina, ma ina. Qualcosina, ma proprio ina, eh. Ah, sta cedendo anche la falange. Dai ragazzi, forza. Andiamo su questi. Spostiamoci un attimo su questi. Lasciamo riposare la cavalleria e facciamo un'altra carica dopo. Ok, qua si è aperto un buco. Qua si è aperto un buco. Però ragazzi, non so cosa farci. Stiamo andando anche noi. Beh, potrei caricare effettivamente, così. Ok, dai, qualcosina. Ma queste sono picche, madonna. Che disastro, ragazzi. Mi sa che non basta. Cerchiamo di attaccare a tutti i lati. Qua è cardiopalma, ragazzi, perché vedremo se ci sarà una rottura di chi prima. Allora, andiamo su questi, dai, che mi hanno rotto le scatole questi qua. Mi hanno rotto veramente le scatole. Cerchiamo di fare una doppia carica da un lato e dall'altro per scioccarli. E magari qualcheduno. Ecco, qualcheduno mi sembra che sia partito per la tangente, però. Ok, vedete, buono. Rossi, gialli. Dai. Dai ragazzi, la cavalleria gettata qua dentro, nel tritacarne. Vabbè, va bene, ok, una di cavalleria sapevo di perderla. Vediamo l'altra. Dai ragazzi, forza. Ah, aiuto. Ok, dai che lampeggiano, però ragazzi non è detta l'ultima. Stanno lampeggiando. Una cavalleria ci lascia. Però loro sono rossi. Anche l'altra cavalleria. Maledizione. Maledizione, no, dai, non lasciatemi adesso, no. Sono 103 comunque, sono tanti. Non ho più boost da dare. Lo si stanno riallineando adesso, ma dai, io li voglio fare arrivare fino a qua. Passate attraverso e venite fino a qua. Ovviamente loro fanno muro. Vabbè, i miei più deboli iniziano a cedere, ovviamente. Generale non messo benissimo. Dai, andiamo a caricare su questi. Ok, buono. Nel generale è riuscito a caricare. Ok, il generale è riuscito a caricare. Ah, sì, dai, collassate. Che se li prendo dal dietro questi sono andati. Ok, ottimo. No, tutti su questo. Tu qua. Dai. Dai che questi manca pochissimo. Non morire generale. Non morire. Sì. Mamma mia.
No, anche il mio. Anche il mio è messo male. Torniamo indietro un attimo. Buono, buono. Dai, generale, non scappare. Recupera, recupera. Ok, perfetto, recuperato. Dai, dai, dai. Sì, dai, dai, cedono, cedono, cedono. Cedono, signori, cedono, cedono. Cavolo, da avere anche solo un'unità in più. Senti, ma io me ne frego e carico con questi. Dai, dai. No, si sono ripresi. Si sono ripresi. Ragazzi. Si stanno spostando. Ora questi non hanno. Porca miseria. Allora, spostiamoci di qua. Se riusciamo li prendiamo dal dietro. Si sono rinforzati perché hanno fatto una linea. Però non così, no. Carichiamo. Ragazzi. Aiuto. No, dai, non devo perdere il generale. Devo fare qualche carica dal dietro e basta. Qualche carica dal dietro e basta. Non c'è altro che io possa fare. Perché questi sono picche, porca la miseria. Sono picche. Ok, adesso mi riposiziono di qua. Loro si girano gli infami. No, sono girati dall'altro lato. Ok, il momento buono. Ok. Non contro questi, ma contro questi. Dai, ragazzi. È un attacchino, un attacchino. Ok, dai, ok. Dai che lampeggiano. Adesso via subito, via subito, via subito. Via subito. Ok, questi sono collassati. Forza, forza. Ok, sono andati. Ottimo, ottimo. Adesso se riesco li aggiro. Questi li colpisco dal dietro. Appena si spostano. Guardate ragazzi il massacro. Il massacro. Ok. Dai, da tutti i lati. Questi da tutti i lati dobbiamo attaccarli. Dai, questo del lato. Una carichina così. Boom. Ok, torniamo indietro subitissimo. Oh, il generale non l'ho visto come l'hanno ucciso, però potrebbe essere che... Fatemi vedere se c'è ancora il generale. Non riesco. C'è ancora il generale qua dentro? Sì, lui col cavallo bianco dovrebbe essere, penso, però... Grande generale, grande. No, non rischiamola, non rischiamola. Quando sono collassati questi, poi dopo lo facciamo. Facciamo la mega carica, li carichiamo a tutti i lati. Dai, 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 che cedono questi, dai. Mamma mia, ok, perfetto. No, che cosa è la mia? No, scusate. Dai, 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 dai. Ok, questi lampeggiano, è il momento buono per caricare. Speriamo di non far cavolate. Ok. Dove è andato il generale? Impresa eroica del generale. Dove è andato? Ecco, adesso è la sua fine questa. No. Ok, però potrebbe essere servita. Attenzione. Attenzione, lampeggiano tutti. Chi resiste sul campo, ragazzi? Chi resiste? Attenzione. Oh. Fermi, fermi. Vittoria. Dai, cazzo, dai. Sì, sì. Ci rimarrà nulla. Però, cavoli, ce l'abbiamo fatta. Chissà se il nostro generale sarà sopravvissuto. Onore, onore alla legione. Onore alla legione. Onore alla legione, signori. 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 Onore alla legione, non ci rimarrà nessuno in quell'insediamento lì. Onore alla legione. Mamma mia.
Sono sudato. Sono sudato. 1398 perdite noi, 3047 loro. Non sono grandi numeri, però ragazzi, che impresa che è stata. Però che impresa. Eravamo meno della metà. Che impresa, ragazzi. Che impresa. Guardate quanti legionari hanno lasciato la loro vita. Hanno dato la loro vita per difendere questo porto dagli invasori. Questi sono scappati dal campo di battaglia. Però, ragazzi, le truppe più forti che avevano gliele abbiamo falciate. Allora, direi di rilasciare i prigionieri, anche se li avrei massacrati tutti. Ma ci serve denaro per ricostituire la legione. Ora vediamo, perché non è detto che sia finita l'attacco, attenzione. Qua abbiamo scacciato gli invasori, ma non è assolutamente detto che sia finita. No, ok, è passata. È passata, ragazzi. Che strage. Che strage. No, ci ha lasciato il generale, ragazzi. Valorosissimo generale. Porca miseria. Ci ha lasciato. Beh, l'unica cosa positiva è che abbiamo una nuova unità fresca. È l'unica cosa positiva. Pirateria rampante. Allora, cosa facciamo? Gli diamo la caccia. Li reclutiamo. Reclutiamoli. Una morte onorevole, ragazzi. Gneo Desticio Curio. Battiamo sul petto, signori. Grande, grandissimo, grandissimo generale, che ha fatto veramente una difesa mostruosa fino alla fine. Fino alla fine. Morto valorosamente in battaglia. Ci ha regalato delle emozioni veramente enormi. Veramente enormi. Legione che, allora, non è messa malissimissimo, Dai, pensavo peggio, vi dico la verità. Allora, al prossimo giro potremmo essere... Allora, ragazzi, noi abbiamo questa. Noi con Sparta non siamo più in guerra, esatto, anche se ci odiano da morire. Però non siamo più in guerra, quindi io a questo punto... Guardate, posso anche portarla qua sul ponte, nei pressi. Allora, ragazzi, allora, facciamo così, scrivetemi nei commenti, perché ormai la puntata è veramente lunghissima. Io ve la voglio far vedere questa battaglia, perché secondo me è stata qualcosa di veramente emozionante, proprio sul filo del rasoio. Quindi fatemi sapere, oggi vi vedete questa puntata qua, fatemi sapere nel prossimo, cioè qui sotto nei commenti, se l'esercito lo spostereste in ritirata, lo lascereste qua, ovviamente in balia di questo attacco e di questo attacco, e forse anche di questo, anzi sì, anche di questo. Quindi se conviene lasciare la legione qua, almeno voi lo fareste questa pazzia, anche perché se non sbaglio dovrei avere qualche uomo in più. Sì, vabbè, ma praticamente niente. Però al prossimo turno mi si sblocca la cittadina agricola, che ci dà qualche guarnigione in più. Voi cosa fareste? Perdereste la cittadina, vi ritirereste in questa zona, oppure siete degli spavaldi e dite no, Roma vincerà nonostante tutto? Abbiamo già perso adesso. Possiamo lasciargli un'altra città a questi infami? Possiamo o non possiamo? O non dobbiamo? Ragazzi? Fatemi sapere nei commenti e noi ci rivediamo in un'altra puntata. Anche perché, ragazzi, abbiamo da gestire anche la questione africana. Anche qui, se volete darmi dei consigli, la situazione è la seguente. Abbiamo 2 legioni conciate così così, una pronta con delle unità in meno. E guardate, vi faccio vedere con la spia se c'è qualche novità in questa zona, così la guardo anch'io. Ma
Ai ai ai. È arrivata la sveglia, signori. È arrivata la sveglia per Roma. È arrivata la sveglia. Allora, facciamo solo una cosa. Facciamo solo una cosa. Voglio vedere se è possibile. Allora, ragazzi, è possibile negoziare la pace con l'Egitto. È possibile negoziare la pace. No, con gli ceni no. Con gli ceni no, ma è possibile negoziare la pace con l'Egitto. Allora, rinnovo, fatemi sapere la strategia che utilizzereste sopra, ma anche e soprattutto se chiedereste pace all'Egitto, ragazzi, perché sbloccare queste legioni potrebbe cambiare tanto delle sorti, perlomeno nella Tessalonica. Però considerate che ci vuole un casino di tempo per far salire le legioni, eh. E comunque anche a nord non è che la situazione sia proprio così rosea. Qui addirittura ci sono due. Vediamo, dai, vediamo anche la situazione qua. Ragazzi, non voglio mollarla questa partita, non so se l'avete capito. Faccio veramente fatica. Qui abbiamo un'altra spia. Con loro avevamo fatto pace, sì. Quindi teoricamente. Guardala qua. Guardala qua. T'ho sgamato. Ah, situazioni pesanti per Roma, ragazzi. Situazioni pesanti. Va bene. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa fareste. Vi ringrazio per essere rimasti con me e noi ci vediamo alla prossima. Dai, raga, forza Roma, dai!